Ebbene, le luci si accendono su di me, ma non sono io a meritarle, per cui chiamo subito al mio fianco i protagonisti e gli autori di questo film, a partire dal regista Arnaldo Catinari, Valentina, Nicolà Mopà, last but not least, anzi non last, c'è Riccardo Scamarcio e poi c'è D'Annunzio himself, Maurizio. Benvenuti, intanto vi rinnovo il mio benvenuto, è davvero un enorme piacere avervi qui. Dicevate prima scherzosamente che è un po' una compagnia di giro quella che sta accompagnando questo film e effettivamente è così, è bellissimo per una volta avere non soltanto il regista ma insomma anche molti membri del cast qui con noi. Allora, da dove cominciare? Io comincerei dalla domanda più scontata ma forse quella più necessaria, dobbiamo capire come nascono i film prima di tutto. Qui c'è un saggio all'inizio che peraltro è omonimo al film, c'è una sceneggiatura che porta un nome che è quello di Silvio Muccino e anche il tuo chiaramente, e poi c'è ovviamente la tua autorialità. Arnaldo Catinari non è soltanto un regista qui al secondo film, ma è un regista anche di serie televisive importanti ed è soprattutto uno dei maggiori direttori della fotografia del cinema italiano contemporaneo. Per cui raccontaci un po' la genesi di questo film, parto da te, ma poi ci scambieremo ovviamente la parola. Allora, grazie, prima cosa, grazie di essere qua, è pazzesco, è fantastico vedere una sala così. Grazie. Allora, sapete che cosa succede? Che ci dà tanto coraggio vedere tanta gente al cinema ed è una cosa molto bella, perché noi comunque questo lavoro lo amiamo, no? Come voi amate il cinema, noi amiamo farlo, oltre che vederlo. E sicuramente farlo è complicato, è molto complicato, soprattutto quando si fanno dei progetti come questo, che sono dei progetti, insomma, un po' complessi anche rispetto a quello che si fa in Italia. È un film ambizioso questo qui, perché parte da un dato storico molto importante, una parte della nostra storia che è stata raccontata in maniera, almeno dal mio punto di vista, un po' così sbrigativa. Mi ricordo che al liceo la vicenda di Fiume non l'avevo capita, fondamentalmente non avevo capito nemmeno chi fosse veramente D'Annunzio, non avevo capito nemmeno che D'Annunzio in questo momento stava vendendo a dei reduci, a dei ragazzi molto giovani che venivano fuori dalla Prima Guerra Mondiale. Ricordiamoci che la Prima Guerra Mondiale ha fatto più di 6 milioni di morti. Che cosa ha venduto a questi ragazzi? Ha venduto un sogno, la possibilità di ricostruire un futuro, la possibilità di un posto dove tutti fossero uguali, dove la cultura fosse al potere, dove ognuno di loro poteva fare la loro storia senza dover essere giudicato. E questa è un'idea incredibile, perché D'Annunzio fu il primo probabilmente a capire che la politica poteva essere spettacolo, poteva essere seduzione e poteva essere proprio venite con me perché qui costruiremo un mondo nuovo. Poi D'Annunzio non ce la fece a costruire questo mondo nuovo. Chissà la storia come sarebbe andata se la vicenda di Fiume fosse andata invece nel verso che voleva D'Annunzio, se la marcia su Roma l'avesse fatta D'Annunzio invece che Mussolini. Questo sarebbe un altro film bellissimo da fare, però non me lo faranno fare sicuramente. No, però insomma la cosa bella, la cosa che mi ha affascinato molto di questa storia è proprio il racconto che c'è dietro. Il fatto che un poeta possa prendere una città e possa dire questa città è la città della libertà, siete tutti accettati, donne e uomini potevano votare, gli omosessuali erano accettati, le droghe erano accettate. E quindi insomma lui ha scritto una Costituzione tra le più avveniristiche. È chiaro che poi dopo la seduzione per questo potere porta gli uomini anche a diventare dei dittatori. E il film racconta anche questo, racconta quest'uomo che parte come uomo super libertino e scrive questa Costituzione che vi dicevo e diventa anche lui comunque un dittatore. E questo è un po' quello che stiamo vivendo, no? Sono questi uomini forti che affascinano le masse, però poi dopo bisogna vedere che cosa vendono. A me piace pensare a questo D'Annunzio, l'abbiamo raccontato così anche con Maurizio Lombardi, che fa un ruolo pazzesco per me. L'abbiamo raccontato un po' come una rockstar, come uno che doveva affascinare queste masse
e abbiamo raccontato un po' Fiume come fosse un grande rave dove tutti erano invitati. E questo è il mio punto di vista, insomma, il modo con cui ho voluto raccontare questa storia. Ho attaccato il pippone, Il film, lo vedrete, è coraggioso e sorprendente. Prima dicevo ad Arnaldo che è festoso non soltanto nel titolo ma anche nello stile, nel senso che ha questo gusto per l'ibridazione anche tra generi che è molto particolare, soprattutto se applicato ad un film di questo tipo, che comunque è un dramma storico a suo modo. Proprio per questo, Valentina, voglio chiederti com'è stato calarsi in questa parte complessa, appunto per questa varietà di registri che hai dovuto affrontare. Da una parte una specie di spy story che però include anche dei momenti action. Penso sia stato un lavoro particolare, insomma. Grazie, buonasera. Sì, sicuramente è stata la prima volta che mi sono trovata, diciamo, davanti a un personaggio con così tanto campo di manovra e con così tanti strati da conoscere, da approfondire e con cui misurarmi e senz'altro divertirmi. Io interpreto Beatrice, che è una spia russa che si trova a Fiume con un obiettivo che è quello di nutrire l'odio che sente, perché ha un passato molto difficile che è lì per vendicare di fatto. Non è sola, con lei c'è Dimitri, una figura quasi paterna che è interpretata da Darko Peric ed è appunto una spia, quindi sì. Mi sono preparata fisicamente anche per delle scene action che posso dire in realtà di aver effettivamente scoperto con questo film. Era la prima volta che mi misuravo con un personaggio così fisico ed è stato molto stimolante, arricchente sicuramente da un punto di vista artistico. E certamente anche molto utile per calarmi nei panni di questa giovane donna che si muove tra le luci e le ombre di quest'epoca storica tanto complessa e incredibile, che ha certamente un primo nemico tra tutti, che è l'invisibilità, perché è una donna degli anni *20. Negli anni '20 le donne non erano assolutamente al centro della società. E quindi diciamo che poi una delle cose che mi ha colpito di più di questo personaggio è che all'interno del nostro film è un personaggio che ha un'evoluzione incredibile e questo mi ha permesso poi di darle anche, come dire, un'identità, una profondità e una sensibilità veramente straordinaria. Grazie Valentina, estenderei la domanda per forza di cose anche a Nicolà. Raccontaci un po' com'è stato per te fare questo film, com'è stato interpretare Giulio, questo personaggio altrettanto complesso per la verità, questo medico che ha un dramma alle spalle. Insomma, raccontaci un po' com'è stato fare questo film. Buonasera, mi accodo a quello che dice Arnaldo. È bellissimo vedere la sala così piena. Io sto morendo di caldo, ma perché stiamo facendo il giro tra Trieste, eventi, vini, e quindi, come dire, comincio a sudare un po'. Ho bevuto Crodino questa sera, quindi non è il caso del vino. Però, male, lo so, recupererò, mi butterò sul ribollacciale. Però per rispondere alla domanda, no, interpreto Giulio. Giulio è un medico disertore, è parte di quella gioventù diciamo bruciata di cui parlava prima Arnaldo, è un disertore, quindi è qualcuno che sta cercando di scappare disperatamente da questo contesto bellico, violento e da tutto quello che è appunto l'orrore della guerra, e nonostante questo finisce a Fiume a fianco di D'Annunzio, perché nella mia visione, ecco, non ha totalmente abbandonato l'idea di vivere in una società, in un collettivo, e di cercare di fare qualcosa di buono per il suo futuro e per il futuro, diciamo, del suo paese. Ho avuto un po' meno a che fare con l'action di Valentina, diciamo, è stata anche un pochino la mia forza trainante in questo lavoro, anche per, come dire, motivi di sceneggiatura, però è stato estremamente interessante. Poi interpretare un giovane uomo degli anni '20 è sicuramente qualcosa che mi ha fatto ragionare molto. Siamo diversi noi come generazione, siamo un pochino più lenti nella nostra crescita, invece all'epoca, ecco, a 20 anni avevi già visto molte cose, e quindi giocare con questa maturità è stato estremamente interessante e anche difficile. Poi spero che, ecco, il lavoro sia riuscito
uscito, però poi ecco, è stato bello girare in queste zone, insomma, le comparse ci hanno dato una grandissima mano, è stato un lavoro corale non soltanto di noi attori ma di tutte le maestranze dei luoghi che abbiamo scelto, e sono molto grato di questo progetto ad Arnaldo e a tutti i miei colleghi, spero che vi piaccia, insomma, buona visione. Estendo la domanda anche a Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi, sono altri due ruoli per forza di cose centrali, il tuo addirittura, Maurizio, è un po' il personaggio che attorno a cui gravitano tutti gli altri, no? È D'Annunzio, appunto, come dicevo in apertura. A te, Riccardo, è spettato in questo caso il compito di fare il villain della situazione, anche se parliamo ancora una volta di un villain con un alto tasso di ambiguità, insomma, non è il villain, il cattivone di turno, ecco, è un personaggio molto più complesso di così. Estenderei poi, quando riterrete, la domanda anche a una riflessione generale proprio sulla figura di D'Annunzio. Riflettevo sul fatto che negli ultimi anni l'abbiamo visto in varie forme, c'è stato il cattivo poeta di Iodice, l'abbiamo visto in M, la serie, adesso ritorna fuori in questa veste diversa con questo film. Vorrei che ci spiegaste un po' perché secondo voi questa figura è ancora così viva e parla ancora in qualche modo al presente con tutte le sue ambiguità. Ma semplicemente perché sono quelle figure che nella storia, la storia spesso ci porta, la storia porta dei racconti e li tradisce. È come quel giochino del passaparola. Tu dici panca, il fondo dice magari borsa. Ecco, la storia è un po' così. E D'Annunzio, per la troppa grandezza, ha subito una specie di potatura del suo albero immenso, che era poesia, arte, politica, era tante cose. Dava noia, dava fastidio perché era libero e visionario, era uomo di cultura profonda. Queste cose danno noia oggi. Non a caso io vedo davanti a me una platea enorme, ma perché è una platea che ha voglia di cinema, è educata dal cinema. Paolo prima mi spiegava che qui a Pordenone c'è proprio una specie di conclave, di enclave cinematografica, quindi noi resistenza. Di resistenza, perché si fa così, si spiega alle persone, si portano dentro un ambiente. E lui cosa fa? Porta un sogno, un'utopia, la fantasia, e la porta talmente bene che sceglie un luogo e si trascina con sé tutti i ragazzi e le ragazze del tempo. Era diventato un mito, tutti si parlava di questo fiume, di questo poeta. Immagina uno come Mussolini, immagina persone più piccole, più meschine, di fronte a un personaggio che era piccolo, ma era immenso. E quindi la storia lo ha sfrondato. Infatti non capisco perché hanno preso te per fare... vabbè, dai, scusa. No, infatti. E noi l'abbiamo voluto anche noi tradire diversamente, perché Arnaldo mi ha scelto per fare il Vate e io mi sono solo divertito, perché io l'ho riscoperto. Io sono un gran asino, sono stato un grande asino a scuola. E quindi fiume, pensavo fosse un fiume. Chiaro, il Vate, sì, due poesie, due coglioni. E invece ho scoperto un personaggio magnifico, straordinario, e anzi vi invito ad andarvi a rileggere quella storia lì, che quella cosa lì, poi lo vedrete anche nel finale del film, proprio quello è stato un esperimento, una specie di magia che, come si dice nel Gladiatore, riecheggerà nell'eternità. E riecheggia nell'eternità proprio perché la radice di quella utopia, di quella fantasia, era la bellezza, l'amore, la condivisione, la parità, l'uguaglianza. Questo era il Vate, questo era Fiume, e questo spero che si vinca da questo film. Cosa posso aggiungere? Dopo tutto questo, ragazzi, io credo che non ci sia molto altro da dire, anche perché, no, però diciamo, io penso che questo film, a volte il cinema, come dire, il cinema è il linguaggio dell'inconscio, dovrebbe esserlo se non altro, no? Che riesce a trasferirci delle atmosfere, no? Io credo che questo film sia molto interessante proprio per questo, perché da qualche parte... almeno io facendolo ho proprio avuto la sensazione di rivivere quel momento lì, no? Per cui c'è un affresco storico, ma poi c'è un approfondimento delle dinamiche attraverso i personaggi, alcuni realmente esistiti, altri come il mio
invece sono frutto della penna degli sceneggiatori, di Arnaldo e di Silvio, che però servono a farci calare all'interno di questo contesto, dove incredibilmente forse possiamo trovare delle analogie con il presente, anche con questa situazione folle che stiamo vivendo, no? Per cui a volte evidentemente si intercettano delle storie. Arnaldo ha sentito il bisogno di voler raccontare questa storia perché da qualche parte lì in quel momento è successo qualcosa che poi è stato abortito, ma che forse ci può far riflettere, no? Ci può far riflettere, perché rivoluzione è una parola importante, no? E quindi a volte, quando veramente, cioè io non so che altro deve succedere qui per far cominciare la rivoluzione, scusatemi, perché veramente è una cosa incredibile. È chiaro che le rivoluzioni sono anche pericolose, lo sappiamo, per cui questo è un paese che ha uno spirito conservatore, anche saggio. Qui io lo dico questo con grande rispetto per questo aspetto, il nostro spirito di conservazione, ecco. Però forse i tempi sono maturi per alzare un pochino la testa, no? E questo film parla un po' anche di questo, in un modo, ripeto, sofisticato, per cui io spero che vi piaccia, vi ringrazio davvero, anch'io insomma, vi voglio ringraziare per essere qui, è bello vedere una sala così piena, grazie Pordenone per la vostra resilienza e resistenza, e buona visione, veramente. Possiamo fare un selfie tutti insieme? Il film dura 3 ore e un quarto, non so se... non è vero. No, non è vero. Che bello. Vai, alzate le braccia, Grazie mille. E ancora. Vai. Mauri, fai il video però. Ma perché Ma che video? Non fai il video, basta con sti video. Basta sti video. Ma che stai a fare il video di nuovo? Dai, su, palla film. Ciao. Grazie. Grazie mille. Buona visione. Buona visione.